Aleluia! Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. All'unico che è degno di ricevere l'onore, la gloria, la forza e il potere. Aure eterno, immortale, invisibile, mareale, a lui rivolgiamo lode. All'unico che è degno di ricevere l'onore, la gloria, la forza e il potere. Aure eterno, immortale, invisibile, mareale, a lui rivolgiamo lode. Incorogniamo te, ore Gesù, incorogniamo te, ore Gesù, adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te. All'unico che è degno di ricevere l'onore, la gloria, la forza e il potere. Aure eterno, immortale, invisibile, mareale, a lui rivolgiamo lode. Incorogniamo
Pace a tutti, io sono Giovanni Ciao a tutti, io sono Dariana. e siamo parte del Leader dei Giovani e vi vogliamo invitare il martedì sera a ritrovarvi insieme a noi per vedere assieme la parola di Dio, per analizzarla, per studiarla, ma non facciamo solo questo, ci ritroviamo anche assieme per vedere dei film cristiani, per passare delle serate assieme, per pregare, per lodare, per stare in comunione, per stare in compagnia. Vi vogliamo invitare perché è una benedizione e vi invitiamo anche a portare altre persone, a stare assieme agli amici, a stare assieme a noi. Quindi io vi auguro buon anno e spero di vedervi. Anche io vi invitiamo con tutto il nostro cuore a ricevere un nuovo tempo da parte del Signore. Che Dio vi benedica grandemente. Pace a tutti, io sono Milvia e vorrei condividere con voi questa poesia intitolata È troppo bello. È troppo bello, sia lode a Gesù, che un prezzo di sangue pagato ha per noi morte creature, serventi al peccato, ma ci ha riscattati e ci ha liberati. In Lui siamo rinati per vivere a Dio. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che a noi ha mostrato l'amore del Padre, che ci ha conosciuti e a noi si è svelato, noi vasi insipienti, ribelli al vasaio, eppure ci ama, eppure ci brama, eppure ci vuole riprendere a sé. È troppo bello che il Dio creatore su noi si è chinato e tutto ci ha dato, ci parla, ci ascolta, ci dona di sé, lo spirito suo che vuol vivere in noi. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù. È troppo bello che sempre risponde ad un cuore affranto che torna da Lui. È troppo bello che nulla rinfaccia, ma allarga le braccia e fa festa per noi. È troppo bello che sempre ci ascolta, che ci asciuga il pianto e guarisce e dà pace. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che presto ritorna con gli angeli suoi, così che saremo in eterno con Lui. Amen. Amen. Buongiorno a tutti, buongiorno, con la pace del Signore Gesù, che Dio benedica te, la tua casa, la tua famiglia. Glória a Jesus. Stiamo iniziando la preghiera del mattino, un programma della Shea Damit, Chiesa Evangelica, Assemblea di Dio, Arca Missionaria in Italia. Che Dio benedica a te, la tua casa, grazie per la tua partecipazione questa mattina, che Dio ti benedica e preghiamo al Signore ringraziando per questa opportunità, per il privilegio che abbiamo di poter essere qui nella presenza del Signore. Gloria a Dio. Benvenuti a tutti, voi che siete qua per la prima volta. Io vorrei darvi benvenuti e anche ai miei fratelli che al solito sono con noi ogni mattina, dal lunedì al venerdì siamo connessi con la preghiera del mattino, adorando il nome santo del Signore Gesù. Vorrei mandare un abbraccio a tutti i nostri fratelli di Firenze, di Pomarance, di Verona, di Roma. Che Dio benedica a tutti i nostri fratelli di queste basi missionarie e di tutta l'Italia. Mandare un abbraccio anche ai nostri fratelli di Piemonte che sono lì a Torazza. Che Dio benedica
pastore Tiago, la missionaria Caroline, i suoi figli. Un abbraccio grande a tutti i fratelli, a questa famiglia che è lì a Torazzo, Piemonte. Un abbraccio alla sorella Daisy, che è a Como. Glória a Dio, che Dio benedica la sorella Daisy, che è a Como, e tutti i nostri fratelli che sono in Sicilia. Vorrei mandare un abbraccio alla mamma di Salvatore, la sorella Yolanda, fratello Giuseppe, suo babbo, e tutta la famiglia, la sorella, il cognato, i nipoti. Ricevete il nostro abbraccio, che Dio benedica tantissimo. E anche Ignazio, Vicenza, che sono lì a Sicilia, che sono lì giù, e un abbraccio grande. Anche in Calabria, un abbraccio ai nostri fratelli calabresi, che Dio benedica tantissimo. Dal sud al nord ricevete il nostro abbraccio. Benvenuti a tutti. Se non sei ancora iscritto su questo canale, ti iscrivi. È un canale cristiano. Ogni mattina abbiamo questo programma, la preghiera del mattino, che è già da 3 anni che siamo qui svolgendo questa opera con l'aiuto dello Spirito Santo, con la guida dello Spirito Santo e con la potenza dello Spirito Santo. Amen? Noi siamo qui per stare insieme, perché è questo il proposito di questo progetto missionario. Nostro progetto non è un progetto sociale, nostro progetto è un progetto missionario, perché è oltre il sociale, perché non aiutiamo solo le persone, noi assistiamo le persone. Amen? Il nostro progetto è non, guarda questo non grande qua, non sei solo, non sei solo. Un non grande e sei solo qua, ok? Tu non sei solo. In nome di Gesù siamo qui in preghiera per la tua vita, per la tua famiglia, perché la parola del Signore dice che dobbiamo piangere con chi piange e sorridere con chi sorride. Amen? Siamo qua insieme per combattere con te, con la tua casa, con la tua famiglia, contro il nostro nemico, contro il nostro avversario, perché Paolo ha detto che il nostro combattimento non è né contro carne né contro sangue. Vorrei invitarvi anche a partecipare della prima classe del progetto Vivaio. Il Vivaio Missionário è un centro di formazione missionaria della Sheadamit, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio Arca Missionaria in Italia, che ha il proposito di formare 9 missionari per questo campo missionario in Italia, in Europa e ovunque vorrà il Signore. Amen? Quindi se tu non ancora partecipi, potrai partecipare. Questa prima classe sarà con gli alunni di lingua portoghese. Amen? Avremo una classe, saranno 18 mesi di studio, di corso intenso, ogni mercoledì e ultimo sabato di ogni mese, ok? Ogni mercoledì e l'ultimo sabato di ogni mese avremo la classe del progetto, ok? Di questo corso Il Vivaio. Chiamami. Il mio telefono è semplice, è facile di memorizzarlo, che è 388 567 9883. Chiamami e dice: Pastore, vorrei partecipare di questa classe. Ci sono alcune domande da fare, ci spiegherò tutto il contenuto che si svilupperà durante questi 18 mesi e dopo che tu sentirai tutto dirai se vorrai o no, capito? Però se tu non lo puoi fare, investi in una persona che vuole fare e non può fare. Amen? Che Dio benedica a tutti che parteciperanno. Questa è la nostra nuova maglietta
2023-2024. Come abbiamo usato fino ora la maglietta gialla, useremo questa 2023 e 2024, all'inizio di 2024. Amen. Vorrei mandare un abbraccio a tutti e preghiamo al Signore. Padre, in nome di Gesù veniamo a te in questo momento ringraziando per questa opportunità, Signore, per il privilegio che tu ci dai di poter essere qui nella tua presenza. Grazie per la vita dei nostri fratelli che sono già in diretta con noi, quelli che sono lì dormendo, risvegliali, Signore. Chiamali dicendo: senti, c'è la preghiera, alzati. Signore, manda tuo angelo davanti a noi, pianificando, levando ogni impedimento che ci impedisce di arrivare alla tua presenza, ma che tu sia con noi e che la tua presenza, Signore, possa riempire il nostro cuore, la nostra vita. Se qualcuno si è svegliato stamattina triste, angosciato, preoccupato, come dice così la tua parola, che possiamo gettare su di te tutte le nostre ansietà, perché tu hai cura di noi, Signore. Tu sei nel controllo di ogni cosa, niente è impossibile a te. A volte le cose sono così e noi non capiamo, non comprendiamo, pensiamo che è la fine, pensiamo che non c'è da fare e tu cambi tutto in una parola. Dormiamo con un problema e ci svegliamo senza, perché tu sei colui che mette tutto a posto. Ti ringrazio, Gesù, per la vita dei nostri fratelli, delle basi missionarie, per la vita dei nostri missionari, lo staff della Shared Meet, del progetto Non Sei Solo. E ti prego, Signore, di benedirli ancora, che possiamo comprendere che siamo qua a fare un'opera per te, per il tuo regno, chiamati da te e siamo, Signore, unti per evangelizzare i poveri, annunciare, gloria a Dio, questa parola agli oppressi. Signore, in nome di Gesù, libera, trasforma, perché tu sei lo stesso di ieri. Tu battesi, salvi, liberi, guarisci e porterai noi in cielo. Signore, ti ringrazio stamattina per la tua presenza e per questa opportunità della preghiera del mattino. Questo programma mattinale, Signore, che c'è lo scopo di raggiungere i nostri fratelli ogni mattina per pregare. Come diceva mio pastore, molta preghiera, molta potenza. Poca preghiera, poca potenza. Ci fa vivere, Signore, la dimensione, la completezza del tuo regno. Leva di noi ciò che non ti piace. Aggiunge di più, Signore, ciò che viene da te. Che il tuo spirito generi in noi il suo frutto. Amore, pace, benignità, longanimità, gioia, mansuetudini, autocontrolli. Signore, genera tuo frutto in noi. Che possiamo essere, Signore, un albero verdeggiante nella tua casa. Dacci salvezza, costanza e abbondanza, e ci tieni per le nostre mani, Signore, non lasciando che inciampiamo sui sassi, ma pianifica la strada e ci tieni perché possiamo arrivare fino alla fine. Benedice quelli che ancora, Signore, non ti conoscono a fondo, che loro possano conoscere la verità della tua parola, perché sta scritto in Giovanni capitolo 8, versetto 31-32, che se il figlio, che la verità vi libererà, e la verità è la tua parola. Se il figlio vi fa liberi, veramente siete liberi. Signore, non è Carmen, non è Giosuè, non è Francesca, Francesco, non è Luigi, ma è Gesù Cristo che salva, che guarisce, che libera, che battezza, che opera e che breve tornerà per portare un popolo santo
che ha creduto nel suo nome e che lo ha adorato come unico e sufficiente Salvatore. Padre, non esiste un altro mediatore fra noi e Dio Padre, se non Gesù Cristo nostro Signore. L'unico. E questa mattina rivolgo le mie preghiere a te, Gesù, che intercedi per noi, accanto al Padre, alla destra di Dio Padre. Intercedi per noi, Gesù, questa mattina, per la misericordia di Dio Padre, che possiamo, Signore, non essere consumati, che non siamo consumati dai nostri errori, dai nostri falli, ma perdonaci, Signore. Oh Gesù, quante volte ci rivolgiamo a un altro, ci fidiamo alle persone, ma che possiamo, Signore, fidarci soltanto in te, Signore. Ti prego, benedice ogni famiglia, ogni casa, ogni coppia, i bambini, i giovani, gli adolescenti. Signore, benedice gli anziani, benedice a tutte le donne, tutti gli uomini, in nome di Gesù, Signore. Quello che è a lavoro, benedice quello che sta soffrendo un momento difficile, passando per una difficoltà. Signore, sistema la sua vita economica, in nome di Gesù. Apri le porte per la gloria del tuo nome, che possiamo glorificare il tuo nome, che possiamo, come abbiamo letto ieri, avere non per avere, ma avere per condividere, per essere d'aiuto, di benedizione agli altri. In nome di Gesù, Padre, ti prego e ti ringrazio. Amen e amen. Gloria a Dio. Leggiamo la parola di Dio. La lettura biblica di oggi si trova in Esodo, capitolo 19, 20 e 21. Esodo 19, 20 e 21. Dopo Salmo 33 e finiamo con la lettura di Efesini, capitolo 5. Leggiamo Esodo, capitolo 19, 20 e 21. Se tu hai una Bibbia a casa, prendila, aprila e leggete con noi. Sta scritto così. Nel primo giorno del terzo mese, da quando furono usciti dal paese d'Egitto, i figli di Israele giunsero al deserto del Sinai. Partiti da Refidim, giunsero al deserto del Sinai e si accamparono nel deserto. Qui Israele si accampò di fronte al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: parla così alla casa di Giacobbe e annuncia questo ai figli di Israele. Voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me. Dunque, se ubbidite davvero la mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare. Poiché tutta la terra è mia, e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Allora Mosè venne, chiamò gli anziani del popolo ed espose loro tutte queste parole che il Signore gli aveva ordinato di dire. Tutto il popolo rispose concordemente e disse: noi faremo tutto quello che il Signore ha detto. E Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Il Signore disse a Mosè: ecco, io verrò a te in una fitta nuvola, affinché il popolo oda quando io parlerò con te, e ti presti fede per sempre. E Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Allora il Signore disse a Mosè: va dal popolo, santificalo ogni
santificalo oggi e domani. Fa che si lavi le vesti, siano pronti per il terzo giorno, perché il terzo giorno il Signore scenderà in presenza di tutto il popolo sul monte Sinai. Tu fisserai tutto intorno dei limiti al popolo e dirai: guardatevi dal salire su monti o dal toccarne i fianchi. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Nessuna mano dovrà toccare il colpevole. Questo sarà lapidato o trafitto con frecce. Animale o uomo che sia, non dovrà vivere. Quando il corno suonerà a distesa, allora essi potranno salire sul monte. E Mosè scese dal monte verso il popolo, santificò il popolo, e quelli si lavarono le vesti. Mosè disse al popolo: siate pronti fra 3 giorni, non avvicinatevi a donna. Il terzo giorno, come fu mattino, ci furono tuoni, lampi, una fitta nuvola sul monte, e si udì un fortissimo suono di tromba. Tutto il popolo che era nell'accampamento tremò. Mosè fece uscire il popolo dell'accampamento per condurlo a incontrare Dio, e si fermarono ai piedi del monte. Il monte Sinai era tutto fumante, perché il Signore vi era disceso in mezzo al fuoco. Il fumo saliva come il fumo di una fornace, e tutto il monte tremava forte. Il suono della tromba si faceva sempre più forte. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. Il Signore dunque scese sul monte Sinai, in vetta al monte, e il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte, e Mosè vi salì. Il Signore disse a Mosè: scendi, avverti solennemente il popolo di non fare irruzione verso il Signore per guardare, altrimenti molti di loro periranno. Anche i sacerdoti che si avvicinano al Signore si santifichino affinché il Signore non si avventi contro di loro. Mosè disse al Signore: il popolo non può salire sul monte Sinai, poiché tu ce lo hai vietato dicendo: fissa dei limiti intorno al monte e santificalo. Ma il Signore gli disse: va, scendi, poi risalirai insieme ad Aarone, ma i sacerdoti e il popolo non facciano irruzione per salire verso il Signore, affinché egli non si avventi contro di loro. Mosè scese verso il popolo e glielo disse. Capitolo 20. Allora Dio pronunciò tutte queste parole: io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me. Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà fino alla 1000ª generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, in vano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il 7° è giorno di riposo, consacrato al Signore Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario,
né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città. Poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra, che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo, non concupire la casa del tuo prossimo, non concupire la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo. Ora tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba, e vedeva i lampi e i monti fumanti. A tal vista tremava e stava lontano, e disse a Mosè: parla tu con noi e noi ti ascolteremo, ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo. Mosè disse al popolo: non temete, Dio è venuto per mettervi alla prova, perché ci sia in voi timore di Dio, e così non pecchiate. Il popolo dunque se ne stava lontano, ma Mosè si avvicinò alla nuvola dove era Dio. Il Signore disse a Mosè: parlerai così ai figli di Israele: voi stessi avete visto che io vi ho parlato dai cieli. Non fatevi altri dei accanto a me. Non vi fate dei d'argento, né dei d'oro. Ripeto, versetto 23. Non fatevi altri dei accanto a me. Non vi fate dei d'argento, né dei d'oro. Fammi un altare di terra, e su questo offri i tuoi olocausti, i tuoi sacrifici di ringraziamento, le tue pecore e i tuoi buoi, in qualunque luogo nel quale farò ricordare il mio nome. Io verrò da te e ti benedirò. Se mi fai un altare di pietra, non costruirlo di pietre tagliate, perché alzando su di esse lo scalpello, tu le contamineresti, e non salire al mio altare per dei gradini, affinché la tua nudità non si scopra su di esso. Capitolo 21. Queste sono le leggi che tu esporrai davanti a loro. Se compri uno schiavo ebreo, egli ti servirà per 6 anni, ma il 7° se ne andrà libero, senza pagare nulla. Se è venuto solo, se ne andrà solo. Se aveva moglie, la moglie se ne andrà con lui. Se il suo padrone gli dà moglie e questa gli partorisce figli e figlie, la moglie e i figli di lei saranno del padrone, ed egli se ne andrà solo. Ma se lo schiavo fa questa dichiarazione: io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli, io non voglio andarmene libero, allora il suo padrone lo farà comparire davanti a Dio, lo farà accostare alla porta o allo stipite, poi il suo padrone gli forerà l'orecchio con una lesina ed egli lo servirà per sempre. Se uno vende la propria figlia come schiava, questa non se ne andrà come se ne vanno gli schiavi. Se lei non piace al suo padrone, che si era proposto di prenderla in moglie, deve permettere che sia riscattata, ma non avrà il diritto di venderla a gente straniera, dopo esserle stato infedele. Se la dà in sposa a suo figlio,
dovrà trattarla secondo il diritto delle figlie. Se prendi un'altra moglie, non toglierà la prima né il vito, né il vestire, né la coabitazione. Se non le fa queste 3 cose, lei se ne andrà senza pagare nessun prezzo. 12. Chi colpisce un uomo a morte deve essere messo a morte, se non gli ha teso agguato, ma lo uccide involontariamente. Io stabilirò un luogo dove egli si possa rifugiare. Se qualcuno insidia e uccide il suo prossimo con premeditazione, tu lo strapperai anche dal mio altare per farlo morire. Chi percuote suo padre o sua madre deve essere messo a morte. Chi rapisce un uomo, sia che poi lo abbia venduto, sia che lo tenga ancora prigioniero, deve essere messo a morte. Chi maledice suo padre o sua madre deve essere messo a morte. Se degli uomini litigano e uno percuote l'altro con una pietra o con il pugno, e questo non muore, ma deve mettersi a letto, se poi si alza e può camminare fuori appoggiato al suo bastone, colui che lo percosse sarà assolto. Soltanto lo indennizzerà del tempo che ha perduto e lo farà curare fino a guarigione compiuta. Se uno bastona il suo schiavo e la sua schiava fino a farli morire sotto i colpi, il padrone deve essere punito. Ma se sopravvivono un giorno o 2, non sarà punito perché sono denaro suo. Se durante una rissa qualcuno colpisce una donna incinta e questa partorisce senza che ne segua altro danno, colui che l'ha colpita sarà condannato all'ammenda che il marito della donna gli imporrà e la pagherà come determineranno i giudici. Ma se ne segue danno, darai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piedi per piedi, scottatura per scottatura, ferita per ferita, contusione per contusione. Se uno colpisce l'occhio del suo schiavo o l'occhio della sua schiava e glielo fa perdere, li lascerà andare liberi in compenso dell'occhio perduto. Se fa cadere un dente al suo schiavo, un dente alla sua schiava, li lascerà andare liberi in compenso del dente perduto. Se un bue ferisce a morte con le corna un uomo o una donna, il bue dovrà essere lapidato. Non se ne mangerà dalla carne e il padrone del bue sarà assolto. Però se già da tempo il bue era solito attaccare e il padrone è stato avvertito, ma non lo ha tenuto rinchiuso, e il bue ha ucciso un uomo o una donna, il bue sarà lapidato e il suo padrone pure sarà messo a morte. Se gli si impone un risarcimento, egli dovrà pagare, come riscatto della propria vita, tutto quello che gli sarà imposto. Se il bue attacca un figlio o una figlia, gli si applicherà questa medesima legge. Se il bue attacca uno schiavo o una schiava, il padrone del bue pagherà al padrone dello schiavo 30 sicli d'argento e il bue sarà lapidato. Se uno toglie il coperchio a una cisterna, o se uno scava una cisterna e non le fa un coperchio, e poi un bue o un asino vi cade dentro, il padrone della cisterna risarcirà il danno, pagherà il denaro, il valore della bestia al padrone, e la bestia morta sarà sua. Se il bue di un uomo ferisce mortalmente il bue di un altro, si venderà il bue vivo e se ne dividerà il prezzo. Anche il bue morto sarà diviso fra loro. Se poi era noto che quel bue aveva l'abitudine di attaccare il suo padrone, non lo ha tenuto rinchiuso, questi dovrà pagare bue per bue, e la bestia morta sarà sua.
Leggiamo ancora Salmo 33. Vedete, come ho detto all'inizio, questo libro di Esodo parla di identità. Quando Dio porta il popolo e lo mette nel deserto davanti al monte e dice: stabilirò il mio concerto con voi. Se ubbidite la mia voce e fate tutto ciò che vi dirò, il Signore ha detto tramite la parola che abbiamo letto stamattina, nel capitolo 19. Salmo 33. Alla fine io faccio un commento di ciò che abbiamo letto, ok? Salmo 33 dice: esultate, o giusti, nel Signore. La lode sia dice agli uomini retti. Celebrate il Signore con la scetra, salmeggiate a Lui con il salterio e a 10 corde. Cantategli un cantico nuovo, suonate bene e con gioia, poiché la parola del Signore è retta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. Egli ama la giustizia e l'equità. La terra è piena della benevolenza del Signore. I cieli furono fatti dalla parola del Signore e tutto il loro esercito, dal soffio della sua bocca. Egli ammassò le acque del mare come in un mucchio, rinchiusi gli oceani in serbatoi. Tutta la terra tema il Signore. Davanti a Lui abbiano timore tutti gli abitanti del mondo, perché Egli parlò e la cosa fu, Egli comandò e la cosa apparve. Il Signore rende vano il volere delle nazioni, Egli annulla i disegni dei popoli. La volontà del Signore sussiste per sempre, i disegni del suo cuore durano d'età in età. Beata la nazione in cui Dio è il Signore, beato il popolo che Egli ha scelto per sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti i figli degli uomini, dal luogo della sua dimora osserva tutti gli abitanti della terra. Egli ha formato il cuore di tutti, Egli osserva tutte le loro opere. Il re non è salvato da un grande esercito. Prode non scampa per la sua gran forza. Il cavallo è incapace di salvare. Esso non può liberare nessuno con il suo gran vigore. Ecco, l'occhio del Signore è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benevolenza, per liberarli dalla morte e conservarli in vita in tempo di fame. Noi aspettiamo il Signore. Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. In Lui, certo, si rallegrerà il nostro cuore, perché abbiamo confidato nel suo santo nome. La tua benevolenza, o Signore, sia sopra di noi, poiché abbiamo sperato in te. Glória a Gesù. Agli Efesini capitolo 5. Lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 5. Interessante che la chiesa di Efeso è la chiesa in cui Gesù ha mandato la prima lettera
che avvertiva la Chiesa a tornare al primo amore. E il primo amore cos'era? Era la parola. La parola è il primo amore, perché la Bibbia dice che la fede viene da udire e udire la parola di Dio. Il primo amore era questo che loro avevano imparato, i comandamenti, la legge, la parola. Quando loro vivevano la parola. È molto importante che noi torniamo alla parola, molto importante che possiamo abbandonare. C'è una cosa che dirò alla fine che è importantissima, che vedo nella vita delle persone, un blocco spirituale per causa di questa cosa, perché ci sono persone che credono a Dio, che amano Dio, si vede persone che hanno fede, ma Dio non è diviso con altri, e parlerò questo fra un attimo. Leggiamo Efesini 5. Siate dunque imitatori di Dio come figli amati e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave. Come si addice ai santi, né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia sia neppure nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento, perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni, perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando che cosa sia gradito al Signore. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele, perché è vergognoso perfino il parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Ma tutte le cose, quando sono denunciate dalla luce, diventano manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Per questo è detto: risvegliati, tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, Lui che è il Salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti,
amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo aver purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti nessuno ha mai odiato la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché siamo membri del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà sua padre e la sua madre, e si unirà a sua moglie, e i due diverranno una carne sola. Questo mistero è grande. Dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Ma d'altronde anche fra di voi, ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il marito. Amen. Gloria a Dio. La parola veramente è molto forte perché la parola ci porta la verità e ne sempre vogliamo sentire la verità. È più facile rimanere come pensiamo noi. Io ho sentito già diverse volte le persone dire a me: ah pastore, ma io penso diverso. Io non penso così. Ho detto: va bene, è un diritto tuo. Siamo liberi, no? Liberi di pensare come vogliamo o come dicono altri, come impariamo, come cresciamo. Ma la parola di Dio è quella che ci salva, è quella che ci garantisce vita lunga, eternità, pace, abbondanza. E noi tante volte viviamo il minimo della vita e alla fine non goderemo l'eternità. Perché? Perché non seguiamo la parola di Dio. Perché i missionari esistono? Perché Dio c'è i suoi per annunciare cosa? La parola. Io sono qui in Italia non per volere, non per desiderio, ma per ubbidienza a Lui che mi ha detto: vai e annuncia la mia parola. In un paese come questo, dove la maggior parte delle persone si dicono cristiani, io credo che tanti credono completamente nel Signore, non ho dubbio della certezza che hanno del suo amore per il Signore. Quante volte evangelizzando sento le persone dicendo: ah, Dio sì, io credo in Dio, ma sento anche altri che dicono: no, a Dio non credo. Ma ci sono tanti che credono. Ma sarà che noi stiamo credendo e servendo di modo giusto? Sarà che noi stiamo adorando a Dio di modo giusto? Quando prendiamo la parola su capitolo 19, vediamo Dio portando il popolo davanti al monte, e ha fatto il popolo accampare di fronte al monte. Il popolo è accampato lì, è rimasto lì a Refidim, dove Dio ha detto a Mosè: io apparirò
come una fitta nuvola, pontuoni, con questo, con quell'altro, con lampi, perché il popolo possa sapere che io parlo con te. In quel momento che Dio chiama Mosè, non c'era ancora un libro come la Bibbia che abbiamo oggi. Non c'era. Ma esisteva dentro il cuore delle persone le istruzioni per una vita giusta. Da dove vieni, da dove sono venuti quelle regole, la legge, la parola? È da Dio. Però il popolo è stato tanti anni nel deserto, nell'Egitto, che dimenticarono le abitudini, dimenticarono il modo, dimenticarono tante cose. Perché a volte lo spazio, la città, la cultura, il paese dove viviamo, lo esterno, è partecipi nella formazione di una persona. Tu non sei colpevole, capito? Tu non sei colpevole perché veramente noi siamo frutti dallo esterno finché conosciamo Gesù. Quando conosciamo Gesù, no, tutto cambia. Noi comprendiamo che il mondo ci ha formato secondo la loro verità, ma esiste una verità suprema, sovrana, irrevocabile, una verità immutabile, incrollabile. Gloria a Dio, che è la parola di Dio. Interessante, fratelli, è che Dio non si addira con il popolo perché loro erano lì ancora con i vestiti degli egiziani. No, Dio non si addira perché la Bibbia dice: venite voi che state stanchi e faticati, e io vi alleggerò, solleverò. Venite, Signore dice: venite come state. Gloria a Dio. Dio porta il popolo a Refidim. Refidim è un luogo di decisione, di cambiamento. Stamattina, il 7 febbraio 2023, martedì, Signore è qui in questa preghiera, qua con me e con te dove tu sei, dicendo: caro mio, cara mia, io non ti giudicherò, ma ti dirò la verità perché tu sia libero. E a volte noi siamo, come ho detto, influenzati dalle usanze di questo mondo, però sono usanze che non piace a Dio. La prima cosa che Dio ha detto, perché gli egiziani avevano diversi dei, sculture, immagini, e si prostravano, accendevano candele, e offrivano fiori, animali, a quegli dei che erano lì, una immagine di un protettore, di un guardiano. La parola, non io, la parola dice che la prima cosa che ha detto il Signore nel versetto 3 è: non avere altri dei oltre a me. Versetto 4: non farti scultura né immagine alcuna dalle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra. Io farò l'immagine di Cristo. No, neanche lui che è in cielo. Lui non vuole
Lui si dispiace con questo. Non abbiamo bisogno di avere una immagine di Cristo per ricordare. Se viviamo la parola, Cristo è vivo in noi. Non abbiamo bisogno di avere la sua immagine, di pregare la sua immagine, perché Dio è spirito e è presente nella mia e nella tua vita. Chiudi i tuoi occhi, entra dentro la tua cameretta e parla con tuo Padre che è in cielo. È così che dice la parola. Se la parola vi libera, siete liberi. Io finisco con una testimonianza di un pastore amico che lavora in una campagna nella mia città. E lì sono persone che credono in Dio, sì, persone brave, che Dio non è che loro sono lontani da Dio, loro pregano a Dio, ma il problema loro è che pregavano a Dio e pregavano anche a altri, a Giovanni, a Pietro, a quello, quell'altro, a Lucia, a Maddalena, a Maria. No, la Bibbia dice che noi preghiamo a Dio, preghiamo Gesù, che è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Dio ha. Io non sto ti condannando né giudicando, no. Io ti sto dando un consiglio, perché la tua vita e la tua famiglia esiste la benedizione e la maledizione. La benedizione è quando viviamo la parola di Dio. E la maledizione a volte noi abbiamo nella nostra casa perché non vogliamo vivere la parola di Dio, preferiamo le usanze che sono state insegnate a noi, ma Dio ha dato la parola e a volte c'è un blocco nella nostra casa, un blocco nella famiglia, un problema che non finisce mai, una persona che è felice, sta bene, ma non è completa, sempre c'è qualcosa. Leva gli idoli di dentro la tua casa. Leva queste immagini che non sono Gesù e altri non possono fare queste immagini, non possono fare nulla per voi. No. Levate tutto oggi e godete della grande completa benedizione di Dio per la tua vita e per la tua famiglia. A volte c'è una persona con un'infermità a casa perché questo non compimento della parola, quando tu non compi la parola e dentro la tua casa tu lascia lì quella immagine, quello quadro, quella croce con un Cristo morto o quella immagine. Io ti sto dando un consiglio, non ti sto condannando, è un consiglio. Prova a levare queste cose e dire: da oggi in questa casa si pregherà solo a Gesù e si adorerà soltanto Gesù. Tu vedrai che le benedizioni saranno come un fiume, una fonte che così inonderà la tua famiglia, la tua casa. Quella persona che a volte dentro la tua casa è malata, quella persona che dentro la tua casa non riesce a avere un lavoro, c'è sempre un problema familiare, l'idolatria ci porta a maledizione. In nome di Gesù sia libero oggi e pulite la tua casa di questi idoli e dichiarate che adorerai soltanto il Signore. Come dice nel versetto 5, non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli
fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà fino alla 1000ª generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. A volte ci sono figli che soffrono e sono lì in quella sofferenza per causa delle usanze che i suoi genitori fanno o facevano con tutti quegli idoli, con tutte quelle immagini di San Paolo, di Pietro, di Giovanni. Loro sono uomini, erano uomini di Dio, ma non possono fare più nulla per noi, fratelli. La Bibbia ci dice stamattina, abbiamo letto, che è solo Dio, non c'è altro. Io vorrei fare una sfida a te. Prova a pregare solo Gesù, solo Dio. Se tu non lo sai fare la preghiera, comincia a fare la preghiera, Padre nostro, la preghiera che Gesù ha insegnato. E dopo continua a Dio, rivolgendosi a Dio. Quando preghiamo a Dio in nome di Gesù, non è in nome di Giovanni, non è in nome di Paolo, non è in nome degli angeli. Gli angeli nemmeno possono fare nulla per noi, se Dio non li dice di fare. Gloria a Gesù. Io vorrei fare questa sfida, io ti dico con amore, io vorrei fare questa sfida a te. Fai oggi un voto a Dio e dici: Signore, io abbandonerò tutte queste sculture che ci sono dentro casa mia, questi quadri, io abbandonerò, io butterò fuori. Quella croce che c'è l'immagine di un Cristo sofferente, io butterò fuori. E tu vedrai che entrerà per la tua porta una benedizione di salute, di vita, di guarigione, di trasformazione, di abbondanza, e la siccità che tu vivi dentro la tua casa finirà in nome di Gesù. Che Dio ti benedica, caro, cara. Ti dico questo con amore, ti dico questo perché so che siamo stati cresciuti ascoltando sempre che questo, che quell'altro, ma la parola ci fa liberi. Io ero così, ma Gesù mi ha liberato e oggi a casa mia c'è un quadro con un versetto della parola di Dio, c'è un quadro con una bella pittura di una strada stretta che rappresenta la via del Signore, ma non ci sono immagini, non ci sono sculture, quadri, croce, no. Perché la croce non è per essere attaccata, è per essere portata. Ognuno prenda la sua croce e seguitemi. È così che dice Gesù. Amen? Ti auguro una buona giornata. Vorrei sentire la tua testimonianza su questo. Amen? Io vorrei sentire la tua testimonianza di questa sfida che ti sto facendo, di levare tutte queste immagini, tutti questi idoli della tua casa, e tu vedrai un grande cambiamento. Ma dopo che prima leva e chiedi perdono al Signore. Signore, perdonami, perché il perdono cancella la maledizione. Amen? Butta via chiedendo perdono. Signore, perdonami per questo, per queste immagini che tenevo a casa, perdonami per questo quadro che tenevo a casa. Io ero nelle usanze, ma la tua parola oggi mi ha fatto libero. In nome di Gesù, io non voglio più queste cose a casa. In nome di Gesù, via, e butta via, rompi, butta fuori, pulisce la tua casa,
perché il Signore entrerà facendo prosperare tutto per la gloria del suo nome. Padre, abbiamo sentito la tua parola e vorrei chiederti di entrare nei cuori di ogni persona stamattina e facendo capire il tuo proposito, perché tuo figlio Gesù si è dato se stesso in croce per salvare ognuno di noi, ma lui vive e vive in eterno. Che la tua parola, che è stata consegnata nel deserto, sia nel nostro cuore fino oggi e per sempre. Come la chiesa di Efeso che tu hai detto, ricordate, tornate al primo amore. Tu stava dicendo a loro, tornate alla parola. Tornate alla parola. Signore, che possiamo essere trasformati dalla tua parola e che questa parola ci riempia di benedizioni abbondanti. Ti ringrazio per questo programma mattinale, per la vita dei nostri fratelli che sono in diretta con noi, quelli che vedranno dopo. Benedici a tutti, oggi per sempre. Ti prego per l'evangelizzazione che sarà fatta alla passerella di Isolotto stamattina alle 10:30. Ti prego, Signore, di benedire quelli che saranno lì con noi evangelizzando. Dammi la salute, la forza, sia con me, Signore, quando mi alzo e quando mi sdraio, sia con noi. Ti prego di benedire la mia casa, la mia famiglia, mia moglie Priscilla e tutti quelli che sono, Signore, sotto la mia responsabilità spirituale. Che tu possa benedirli ancora con tante benedizioni provenienti dalla croce che tu hai conquistato per noi. Dacci la grazia e benedisce quelli che non sono ancora salvati con la benedizione della salvezza, della liberazione e della giustificazione. In nome di Gesù, amen. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi, oggi per sempre. Noi diciamo amen. Vieni a evangelizzare con noi esta mattina. Vorrei invitarvi, c'è tempo ancora, sono 9:23, fra un'ora saremo lì evangelizzando alla passerella di Isolotto. È facile di aggiungere. Venite lì a Isolotto, c'è la piazza di Isolotto, dove c'è di una parte le cascine e di qua Isolotto. E noi siamo della parte di Isolotto, dove le persone passano per andare alla fiera. Oggi è giorno di fiera. Venite e non rimanete a casa. Se potete fare, venite, perché la Bibbia dice che chi evangelizza saggio è. Lasciate il vostro like e iscrivetevi su questo canale, pigiate sul campanello delle notifiche e condividete agli altri. Non sei solo, non sei solo. È questo progetto e il nostro lemma, non sei solo, uno all'altro abbiamo. Che Dio vi benedica. Erguemos nossas vozes uma vez mais e cantamos bem forte. Aleluia, um Deus todo-poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus.